Iniziamo subito col professor Usai. È un appuntamento, diciamo, consueto Ormai ormai. fisso. Parliamo di dati, parliamo di flussi turistici e facciamo il punto sulla situazione. Prego. Grazie Lucio, buongiorno a tutti, vi porto anche i saluti del nostro dipartimento, in particolare della professoressa Giovannelli che condivide con Lucio l'idea del progetto e anche il suo sviluppo. E infatti in quest'ottica a noi è stato chiesto come polo e anche come spin-off che insiste all'interno del polo di occuparci di analisi di dati, perché se è vero che il mondo del turismo e dell'artigianato è fatto di opportunità, è altrettanto vero che queste opportunità sono collegate anche a elementi concreti, e questi elementi concreti sono i nostri dati, i dati turistici. L'appuntamento, come diceva Lucio, è ricorrente, è molto trasversale, questo è il nostro terzo appuntamento e siamo sempre più stimolati dall'approfondimento dei dati che vi presentiamo perché riceviamo da un appuntamento all'altro diverse mail e sono mail nelle quali ci viene a volte detto che questo servizio è utile perché fa conoscere a molti operatori dei dati che non ignorano ma magari sottovalutano. Molti operatori sono concentrati sulla loro attività e magari i dati di contesto non riescono ad approfondirli. Queste sono le occasioni per capire realmente quanti sono i turisti che arrivano in Sardegna, quanti sono stati negli anni, quali sono stati i mutamenti avvenuti nella domanda, ovvero la componente italiana rispetto a quella internazionale, e tutto questo serve anche per avere una prospettiva. Quindi oggi ci occuperemo in modo più preciso di prospettive e vedremo, partendo anche da un progetto immediato, quello che riguarda l'aeroporto di Olbia e gli investimenti che verranno fatti per l'allungamento della pista, per capire a livello di turismo e di prospettive turistiche che cosa succederà. Partiamo come sempre dalle nostre evidenze, vi ricordo che le coordinate dei nostri dati riguardano i dati ufficiali degli aeroporti e dei porti. Per gli aeroporti ci basiamo sui dati di Asse Aeroporti, che è l'associazione che richiama tutti gli aeroporti nazionali, i quali sono obbligati a conferire puntualmente ogni mese tutti gli aggiornamenti sui dati, quindi abbiamo un osservatorio privilegiato e molto attendibile. L'altra invece riguarda il sistema portuale, che fa capo all'autorità portuale della Sardegna. In questa autorità portuale abbiamo i due punti di riferimento principali che sono gli scali di Olbia e di Golfo Aranci, che da soli totalizzano più del 90% di tutti i movimenti in Sardegna rispetto al trasporto marittimo. Quindi vedete, abbiamo dei dati oggettivi, possiamo dire esattamente quante persone arrivano e partono dalla Sardegna. Anche questo per noi che siamo un'isola, lo vedete anche nella descrizione che abbiamo fatto, è un dato oggettivo. Tante regioni possono stimare i flussi considerando i passaggi, gli arrivi negli aeroporti, però noi possiamo dire esattamente chi arriva e chi parte. Questo è un vantaggio perché abbiamo sotto mano dei numeri che sono attendibili e ci servono anche per capire realmente quali saranno le prospettive. Qualcuno ci ha chiesto qual è lo stato di salute del turismo in Sardegna. Bene, se dovessimo fare un rapporto tra stato di salute del turismo e passeggeri, possiamo dire che negli anni, posto che, capite bene, tra i passeggeri c'è anche la componente residenziale, quindi tutti coloro che vivono in Sardegna e che si muovono, non riusciamo ad isolarli dal contesto dei dati nazionali, però è altrettanto vero che abbiamo una prospettiva quantomeno attendibile. Ecco allora che a livello generale nel 2019 in particolare il trasporto aereo è cresciuto in Sardegna del 4,3%, trasportando circa 9 milioni di passeggeri, sommato al numero che riguarda i movimenti marittimi che si attestano sui 3 milioni 200, 3 milioni 300 mila persone, vuol dire che noi movimentiamo in un anno oltre 12 milioni di passeggeri, quindi una buona componente che riguarda il turismo in senso stretto. Che cosa succede? Lo vedete, sui trasporti internazionali cresciamo molto di più, cresciamo del 10,6%, dove l'aumento corrisponde ad oltre 318.000 passeggeri in più trasportati nel 2019 rispetto al 2018. Riguardo invece la componente nazionale, soffriamo un po', l'abbiamo visto negli altri appuntamenti dove siamo stati ancora più precisi approfondendo i dati, la componente nazionale cresce solo dell'1,2%. Solo, qualcuno mi ha fatto notare, è bene che cresca, è bene dire che comunque cresce, è vero, cresciamo, però dobbiamo stare attenti alle dinamiche. Il nostro turista di riferimento sta diventando sempre più quello internazionale e questo, soprattutto per il comparto dell'artigianato, ci deve far intuire quali sono le possibilità, considerando che le statistiche, i numeri, le ricerche, poi ne avremo con diversi approfondimenti, ci dicono che il cliente internazionale, soprattutto proveniente da determinati paesi, è molto attento alla scoperta di un territorio che non è fatto solo di bellezze naturali, ma che è fatto di contaminazione, e la contaminazione passa il più delle volte per il rapporto che si crea con gli elementi produttivi, nel nostro caso con gli artigiani che offrono non soltanto un prodotto ma anche un'esperienza. Ecco allora che vediamo come questa esperienza diventa il trade union tra
chi arriva, il territorio, la sua produttività e il ricordo che lasciamo nella mente del nostro turista che non solo in alta stagione per l'ambiente sarà incentivato a visitare il territorio. Poi però vedremo come queste opportunità collegate per quanto ci riguarda alle diverse opportunità di volo non siano ampiamente sfruttate. Qualcuno ci ha chiesto, ma è bello vedere cosa succede da un anno all'altro, però mi vorrei rendere conto se negli anni siamo cresciuti. E allora siamo andati ad approfondire tutti i dati su una base storica. Siamo partiti dal 2000 per vedere cosa è successo dal 2000 ad oggi. Capite che parliamo di 20 anni. Cosa è successo negli ultimi 20 anni al turismo della Sardegna? Quanto siamo cresciuti? Come siamo cresciuti? Che cosa ci ha caratterizzato? Possiamo individuare una tendenza in atto? Bene, le analisi fatte ci dicono sì. Non solo individuiamo una tendenza in atto, ma ci rendiamo conto che questa tendenza poteva corrispondere a delle opportunità che non sempre siamo riusciti a sfruttare. E lo vedete da questi numeri, guardate, avete i movimenti totali, il domestico e l'internazionale, come cresce il domestico e come cresce l'internazionale in questi 20 anni. E allora vedete che dal 2000 al 2019 abbiamo un internazionale che cresce sempre di più e la crescita stimata totale dal 2000 al 2019 è di un più 724%. Cioè vuol dire che noi siamo cresciuti tantissimo sui mercati internazionali, il nostro PIL è cresciuto. Certo, qualcuno mi farà notare, è cresciuto anche grazie al numero dei voli internazionali e ai network che si sono sviluppati, è vero, però preferisco sempre ricordare che il network, essendo fatto da compagnie aeree che studiano bene l'opportunità dei diversi collegamenti, è fatto perché si intravedono delle potenzialità. Allora queste potenzialità si sono intraviste nel 2000, sono cresciute nel corso degli anni e ci hanno portato ad avere oggi un network internazionale molto molto sviluppato che ci ha consentito di arrivare a questi numeri. In controtendenza il mercato nazionale, che è vero cresce, lo vedete, abbiamo sì dei momenti negativi che corrispondono anche a fasi particolari, cicliche del mercato, ad eventi straordinari, però è altrettanto vero che abbiamo una crescita sicuramente dal 2000 al 2019, guardate, del 58,9%. Il nostro mercato è un mercato a forte vocazione internazionale e ancora una volta continuo a dire è una grande opportunità per tutti coloro che fanno dell'artigianato una ragione di vita o un'attività economica. E allora, continuando ad analizzare, vedete che abbiamo fatto un approfondimento sugli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari. Anche questo, una mail mi ha incuriosito, mi viene detto, ma voi approfondite prevalentemente Olbia? No, generalmente diamo dei dati che riguardano Cagliari, Alghero ed Olbia, beneficiamo di dati di prima mano su Olbia che ci aiutano a stimare dei fenomeni, lo vedremo anche dopo in relazione ai lavori di ampliamento che verranno fatti sulla pista nel corso di quest'anno. E allora guardate un po' come crescono Alghero, Cagliari e Olbia in questi 20 anni. Vedete bene che Cagliari cresce su tutte le componenti. La crescita di Cagliari è una crescita importante, è un aeroporto importante, è un aeroporto che sviluppa business, è continuativo. Poi vedremo anche il network che serve a voi da memorizzare. Ancora una volta, quando facciamo alcune indagini sul territorio, chiediamo agli artigiani: sapete che il vostro prodotto può essere posizionato tutto l'anno? La risposta che mediamente riceviamo è sì, ma tanto non ci sono collegamenti. E allora cerchiamo anche di sfatare questo mito, perché non è vero, i collegamenti ci sono, non sono i collegamenti numerosi del network estivo, questo è evidente, però i collegamenti ci sono. Oggi sapere che solo su Olbia si muovono durante ogni settimana dell'anno almeno 6 o 7 voli, 2 o 3 nazionali, ma 2 o 3 internazionali significa avere comunque costantemente una finestra sul mondo. Poi sta a noi decidere se approfittarne o non approfittarne. Un dato rilevato la scorsa settimana su un'indagine che è in corso fatta dalla Spin-off con i colleghi dell'Università Americana, stiamo cercando di capire se sui canali distributivi del prodotto turistico, perché di questo ci occupiamo prevalentemente, esistono dei prodotti alternativi a valere su tutto l'anno. Per prodotto alternativo per la Sardegna intendiamo non un prodotto che abbia la base marino-balneare, oppure, qualora la dovesse avere, non marino-balneare ma marino-sport attivi. In tutto questo abbiamo cercato di capire, di monitorare quanti sono i prodotti cosiddetti a vocazione produttiva territoriale, che banalmente possiamo chiamare i prodotti dell'artigianato collegati al turismo. Bene, vi assicuro che abbiamo fatto molta fatica nell'identificare un prodotto continuativo che ci possa consentire di dire: turista che da Barcellona hai, e quindi dalla Spagna, hai un volo costante sulla Gallura ogni 3 giorni, oppure su Cagliari ogni 2 giorni con Madrid e Valencia.
Ti offriamo un prodotto che tu puoi vivere e valutare tutto l'anno. Bene, abbiamo fatto fatica a trovare questo prodotto, perché anche dove abbiamo trovato una mostra permanente, dove abbiamo trovato delle botteghe che sui mercati si presentano come botteghe e laboratori per l'apprendimento, in realtà quello che manca delle volte è la comunicazione, cioè dire realmente perché il turista deve essere attratto da questa bottega e che cosa si trova a vivere, e dall'altro troviamo anche degli operatori che non riescono a costruire l'esperienza. Sicuramente si deve migliorare, però quello che riscontriamo è sempre la mancanza di queste opportunità, cioè il mancato accoglimento di queste opportunità. Guardate qua, continuiamo a vedere, guardate Cagliari quanto cresce sul nazionale e sull'internazionale. Negli ultimi 20 anni fa un più 1011% di arrivi sull'internazionale. Sono numeri importanti. Pensate e tra l'altro questi 1011 su Cagliari non hanno una curva uguale a quella di Olbia, prevalentemente giugno-settembre, ma sono spalmati. Cioè abbiamo dei numeri che riguardano buona parte dell'anno. Possibile che questi numeri non riusciamo a intercettarli in questo caso con un'offerta valida sul comparto artigianato e turismo collegato all'artigianato e alle esperienze territoriali. L'altro dato interessante, guardate Olbia presenta la maggior crescita, il maggior numero, non la maggior crescita, ma il maggior numero di passeggeri del comparto internazionale. Su Olbia atterrano il numero più alto di turisti stranieri. Anche qua andiamo a vedere, approfondendo l'andamento, prevalentemente d'estate, però anche d'inverno i voli viaggiano, hanno un coefficiente di riempimento, che è quello che le compagnie aeree guardano per decidere il mantenimento dei voli da un anno all'altro, che è mediamente buono, cioè vuol dire supera l'80%, però con un ragionamento di fondo. Non è detto che tutti gli anni vadano così e lavoriamo in prospettiva. E la domanda che si fa sempre da parte delle compagnie aeree, lo vediamo anche alle fiere: siete in grado di offrirci un prodotto che si innova di anno in anno? E se sì, quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Ci piacerebbe dire in questi confronti che capitano per motivi di ricerca o in accordo con l'aeroporto: sì, quest'anno abbiamo inaugurato una tendenza sul prodotto turistico, artigianato, commercio, comparti produttivi, che ci accompagnerà per i prossimi 10 anni perché il territorio ha deciso di investire in questo modo, magari di offrire esperienze con botteghe sempre aperte, territori che si caratterizzano per alcune peculiarità che diventano però un motivo di esperienza. Quindi vedete, i numeri ci dicono ci sono le possibilità, ci sono state in passato e non le abbiamo colte. Vediamo ancora, guardate qua, i passeggeri, quindi una crescita costante. Quando vediamo la media per volo, perché è interessante vedere qual è la crescita media dei passeggeri per volo? Perché vuol dire che le compagnie aeree stanno scommettendo, per ragioni di equilibrio, di costi, di andamento del mercato, su macchine sempre più grandi. Questa è un'opportunità dal punto di vista di maggiori arrivi, quindi anche durante l'inverno le compagnie che hanno le tratte continuative portano più turisti ogni qualvolta atterrano. Però poi c'è il rovescio della medaglia. Nel momento in cui ho un coefficiente di riempimento più alto, devo avere più spinta da parte del territorio, più prodotto, per riuscire a riempire questi aerei. Oggi qualcosa si deve migliorare, non tutto sta funzionando bene, lo vedremo dopo. Alcune compagnie che garantiscono questa continuità iniziano a fare domande precise. Che cosa succederà nei prossimi 10 anni? Noi dobbiamo programmare, le nostre macchine hanno un costo, devono avere un rendimento parametrato. Oggi scommettiamo sulla Sardegna, vediamo. Parliamo mediamente di vettori che vanno al di là del modello Ryan, per intenderci, modello Ryan molto più presente su Cagliari, un po' su Alghero, non su Olbia, ma in realtà le compagnie classiche cosiddette, pur facendo parte della macro categoria low cost, iniziano ad avere delle esigenze di programmazione. Il territorio deve rispondere, perché vedremo che gli aeroporti già fanno il loro lavoro nel creare occasioni. Ancora una volta, come risponde il territorio? E allora, in tutto questo, guardate qua come in questa crescita, nel 2000 le macchine dedicate al trasporto aereo avevano un coefficiente medio di presenze a bordo, cioè di numero di passeggeri trasportabili, di 74,8. 2000 ancora gli MD-80 che avevano sicuramente una capacità inferiore agli Airbus che ci sono adesso piuttosto che ai Boeing. Guardate quanto è cresciuta nel 2019, 134,42. Sono numeri importanti, sono numeri molto importanti che ci devono far riflettere, ma in senso positivo. Prepariamoci a gestire più flussi e quindi vuol dire la nostra offerta territoriale potrebbe beneficiare di una platea più ampia, potenzialmente più ampia, e ribadisco anche durante l'inverno. Andando oltre,
Che cosa succede sulle opportunità? Lavoriamo su un'opportunità immediata. L'aeroporto di Olbia, come molti di voi sapranno, il 3 di febbraio chiude per 40 giorni. Grazie, queste slide sono state gentilmente concesse all'aeroporto nell'ambito delle nostre analisi. L'aeroporto di Olbia ha una programmazione che impatterà sui prossimi 10 anni. La programmazione ci dice che l'allungamento della pista, in termini assoluti è un piccolo allungamento della pista, ma questo piccolo allungamento della pista ci consentirà di passare dagli attuali, questo è il raggio di azione, cioè dove può arrivare al massimo un aereo che parte da Olbia, date le sue caratteristiche che sono compatibili con gli spazi di atterraggio e decollo. Banalmente oggi abbiamo 2700 miglia nautiche, cioè arriviamo, vedete, prendiamo l'Europa, una parte dell'Africa, ci spingiamo praticamente su tutta l'Europa, iniziamo ad arrivare sulle prime parti dell'Asia, cioè su quello che dovrebbe essere nell'immediato la prima parte della Russia. Viaggiamo con i Boeing 737 e con gli Airbus 320. Capienza è quella che abbiamo visto prima. Allungamento della pista. Che cosa succede? Tanto iniziamo ad ampliare, da 2007 passiamo a 3050 miglia nautiche. Se un operatore non addetto al sistema del trasporto legge questo dato distrattamente, pensa sì, va bene, mi allargo, l'aereo vola un po' di più, le macchine sono più performanti, magari anche con la stessa capienza sono le nuove macchine che consumano meno, quindi mi portano un po' più lontano. In realtà dobbiamo ragionare in questo modo. Più ci allarghiamo, più aumenta il nostro bacino di riferimento, la catchment area cresce, come viene tecnicamente intesa, cioè vuol dire che io posso affacciarmi a mercati sempre diversi che possono avere un effetto attesa verso la Sardegna. È come dire che il nostro prodotto, che fino a ieri era su 100 vetrine, di colpo va su 1000 vetrine. Ma dobbiamo essere preparati per arrivare su 1000 vetrine. Cosa vogliono queste 1000 vetrine? Perché possono essere interessate a vivere l'esperienza in Sardegna e in modo correlato perché questa esperienza ci può aiutare ad avere non meno voli, ma più voli nel tempo. E allora, man mano che ci ampliamo, guardate, passiamo a queste macchine, perché ancora con questo allungamento 3050 miglia nautiche, ma in realtà con i voli più performanti arriveremmo anche a 5250 miglia nautiche. Questa pista che si allunga sempre di più per accogliere tutti i voli che oggi effettuano tratte commerciali nel mondo, eccetto i giganti del cielo, per intendersi, l'A380 ancora non può atterrare, però sappiamo anche che lo stanno quasi per mettere fuori servizio, quindi forse non è una necessità immediata. Ma guardate dove arriviamo. Qua stiamo coprendo praticamente tutta l'Asia, lasciando perdere il contingente del momento che ci auguriamo si risolva presto, però andiamo ad avvicinarci alla Cina, che le statistiche, i numeri reali ci dicono, è fatta dei futuri viaggiatori. Si stima che, fatti 100 i viaggiatori nel mondo, da qua a 10 anni quasi la metà saranno cinesi. E di questa metà cinese buona parte sarà fatta di persone high spending, quindi con grande capacità di spesa, che si vuole muovere in controtendenza, che non ama il turismo marino balneare, ma che ha voglia di vivere un'esperienza vera. E se andate a vedere le dinamiche di consumo dei cinesi, questa esperienza vera il più delle volte è fatta di contatto col territorio, ancora una volta opportunità per il mondo dell'artigianato, ma più che per il mondo dell'artigianato, per il mondo produttivo a 360 gradi. Guardate le macchine, il Boeing 777-300, che è una macchina molto performante, molto capiente, che si affaccia alla Sardegna con l'idea di guardare il mondo. Quindi abbiamo un mondo che guarda la Sardegna. E allora, se questo è un progetto di sviluppo, noi ci dobbiamo chiedere, visto che negli ultimi 20 anni siamo cresciuti del 730% sugli internazionali, quanto potremmo crescere data questa situazione e in quale periodo? Perché se è vero, come ci dicono alcuni numeri, in particolare degli economisti che vanno a verificare i livelli di saturazione del territorio, se è vero che durante l'estate abbiamo un problema di saturazione, questo non vale per l'inverno. E allora sull'inverno che cosa intendiamo offrire a questi signori affinché uno di questi voli, uno di questi Boeing 777 possa eventualmente atterrare da settembre a marzo? Ognuno di voi, essendo operatori o essendo addetti al sistema, allo sviluppo del sistema, che cosa può fare per provare a cogliere questa opportunità? Perché questo ci dobbiamo chiedere. I vecchi dati ci fanno vedere quello che magari potevamo migliorare, ma i nuovi dati non ci danno scampo. I nuovi dati ci dicono quello che l'aeroporto sta facendo lo sta facendo per il territorio. È evidente che l'aeroporto non lo fa per se stesso, per aumentare il numero dei passeggeri in transito, lo fa per creare opportunità per il territorio. Siamo pronti? Ognuno di voi lo chiederà a se stesso, la giornata di oggi vi darà tantissimi spunti per capire le dinamiche in cui ognuno di voi si può inserire, però abbiamo delle esperienze, lo diceva la dottoressa Capelli prima, grandi progetti
Bisogna capire, al di là di questi grandi progetti, come reagisce ognuno di voi. Anche questi dati, perché ogni volta vi presentiamo i dati e vi facciamo vedere come migliorano ogni 2 mesi, o come peggiorano in alcuni casi? Perché il dato non è statico, non ci basta vedere il dato a fine stagione. Quest'anno siamo andati bene, siamo arrivati col segno più, non è sufficiente. Quanto era il segno più, com'era rispetto agli ultimi anni, qual è la composizione di questo segno più, dove possiamo migliorare e dove invece possiamo crescere. Nel mese di dicembre abbiamo visto il parallelo tra noi e la Spagna. A noi questi dati, 12 milioni, un operatore curiosamente mi scrive: noi facciamo 12 milioni, siamo contenti. E io rispondo: bene, si ricorda qual è il paragone con la Spagna? E in particolare con le Baleari, che è in alcuni casi il nostro benchmark, non tanto come tipologia di domanda o di offerta, ma come sistema assimilabile, perché delle isole, molto marino-balneare, ma non solo. Bene, il rapporto è di 1 a 5. Parliamo di altri numeri, cioè parliamo di numeri che sono totalmente diversi. E allora la vera domanda è: grazie a questi sviluppi e al fatto che noi possiamo ambire ad avere un maggior numero di persone, e togliamoci un alibi, non ci sono i voli ci possono essere. Lo vedremo poi dettagliatamente quanti ce ne sono in questo momento. Chiediamoci che cosa possiamo fare per aumentarli. Non ci sono perché magari io volevo lavorare con la Francia, ma sulla Francia non ci sono voli. Ma guardate che oggi chi è interessato a vedere alcune attrattive non si spaventa per fare il punto-punto, cioè un doppio scalo. Parto dalla Francia, arrivo su Roma e arrivo. L'importante è che ci sia il motivo per arrivare. E anche questo però lo smitizziamo, perché su Cagliari ci sono dei voli continuativi sulla Francia. Quindi rispondo un po', magari sono in sala, le persone ci hanno mandato la mail, approfitto a beneficio di tutti per dare alcune risposte. Però vedete, questo dovete fotografare, questo dovete stampare nella vostra mente. L'opportunità è pronta. Il 10 di aprile la pista sarà in grado di ospitare questi voli. Inizialmente sul cerchio blu, poi alla fine dei lavori, che avverrà fra un altro anno, mi dicono di tagliare, io adesso vado a concludere, arriveremo ad avere una potenzialità completa. Ci spingeremo ancora più in là quando la pista verrà totalmente finita, cioè andremo sul mare, ma è reale, è un'infrastruttura che crescerà in questo modo, però guardate, arriveremo al 787-8, cioè al massimo nella gamma, e guardate qua, abbiamo coperto completamente la Cina. Questo è il progetto per i prossimi 10 anni. Le macchine sono queste, quindi cresciamo, vedete, passiamo all'MD80 che ha caratterizzato i cieli della Sardegna, in particolare di Olbia negli ultimi anni, però arriviamo fino alle categorie più grandi. Quindi sulla testa vi troverete in prospettiva da qua ai prossimi 10 anni queste macchine, già dal prossimo anno queste ancora più grandi. Questo è il timetable dell'aeroporto di Olbia per la winter season. D'inverno ad Olbia abbiamo tutti questi collegamenti, quindi anche quando inviate la mail non ci sono collegamenti, non possiamo parlare di opportunità per l'inverno, non è vero. Questa è Olbia, abbiamo il Barcellona, il Gatwick, piuttosto che l'Amsterdam continuativi, e quelli sono dei grandi hub, cioè da lì noi riusciamo a richiamare gran parte dell'Europa, ma non solo dell'Europa, che vuole venire a visitare la Sardegna. Dategli un motivo in più per farlo. È tutto online, tutte queste informazioni e l'altra indicazione che ci siamo dati, è tutto online, dai dati turistici sul SIRED di Regione Sardegna, per arrivare poi ai dati di Asse Aeroporti, sono pubblici. Noi li abbiamo elaborati, abbiamo cercato di creare i link. Questo è il timetable che voi trovate sull'aeroporto di Olbia, così come quello dopo lo trovate sull'aeroporto di Cagliari. Anche lì dire che l'opportunità c'è, sì, ma io non lo sapevo, per carità. Le occasioni di contaminazione sono tante, però ognuno di voi ha liberamente gli strumenti per essere autonomo. L'importante è entrare in quest'ottica. Non abbiamo usato volutamente nessun dato che derivi da fonti protette. Sono tutti dati pubblici, quelli dell'autorità portuale, quelli del sistema degli aeroporti, per arrivare a quelli del turismo, che sono totalmente disponibili, addirittura con una dashboard che vi aiuta a fare delle estrazioni personalizzate sul sito di Regione Sardegna, in particolare del SIRED, dell'assessorato del turismo. Guardate Cagliari, possiamo dire che non abbiamo voli, 19 collegamenti nazionali annuali su Cagliari, 13 collegamenti internazionali più dei voli charter. Cagliari è a 3 ore di auto, 3 ore e mezzo di treno, Cagliari-Olbia, per gli operatori che mi dicono sì, ma io sono ad Olbia, l'ho fatto io l'altro giorno, 3 ore e mezzo di treno. Gli operatori che sono ad Olbia mi dicono sì, ma Cagliari è lontana. No, se pensiamo ai grandi hub internazionali c'è gente che viaggia per ore in macchina per prendere un aereo da un hub. L'importante è dare lo stimolo per cui ne valga la pena. Quindi se siamo interessati al mercato di Monaco piuttosto che a quello dell'Est Europa, non basta dire se sono un operatore della Gallura che
ad Olbia e in Gallura non ci sono voli, bisogna dire che cosa offro e anche in termini di servizi per accompagnarli nella loro esperienza che inizia dal loro punto di partenza, arriva a Cagliari e poi viene in modo graduale spostata verso la Gallura. Questo fa cadere tutti gli alibi e lo potete vedere. Controllate perché adesso verranno pubblicati i dati sulla Summer del 2020 e sulla Summer avrete un numero di voli impressionante che parte a marzo in alcuni casi, a fine marzo, ad aprile, a maggio. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo riuscire a generare curiosità per soddisfare eventuali aspettative. Andiamo velocemente, questo è l'andamento dei porti. Sui porti abbiamo perso, guardate qua cosa abbiamo perso nel 2013 e nel 2014, l'andamento generale dei porti negli ultimi, qua non abbiamo i 20 anni, abbiamo preso il primo dato disponibile 2006-2019, sono 13 anni, noi abbiamo perso in media il 21,2% dei passeggeri. Anche qua buona componente di turismo. Qualcuno mi dice, ma come, cresce tantissimo l'aeroporto di Olbia, però l'aeroporto di Cagliari, un po' quello di Alghero, in generale cresce il sistema degli aeroporti, però non vediamo più economia, non c'è una ricaduta diretta. Questo dipende da vari fattori, ma uno di questi abbiamo provato a mettere, tanto guardate qua la caduta nei porti, questo è quello che abbiamo perso sui porti, in termini di passeggeri dal 2006 al 2019, questa fotografia è immediata. Sì, abbiamo visto un andamento, ci siamo ripresi, però tutto questo al 2019 non l'abbiamo ancora recuperato. Ha recuperato un po' il sistema degli aeroporti? Sì, ma non completamente. Guardate, questa è la somma dei passeggeri 2006-19 nei porti di Olbia e Golfo Aranci e nell'aeroporto di Olbia. Quindi abbiamo sovrapposto i dati in modo da rispondere anche a chi ci diceva, vabbè, perché la gente viaggia diversamente, non viaggia più in nave, viaggia in aereo. In realtà non è così. Noi abbiamo recuperato solo in parte tutto ciò che abbiamo perso con le navi e siamo arrivati ad un modesto più 3% modesto rispetto all'andamento generale degli aeroporti. Però il vero problema non è quello, è che uno, non è detto che tutti coloro che non sono arrivati in nave siano realmente arrivati in aereo. E poi il nostro obiettivo è quello di crescere. Quindi noi ci dovremmo augurare di soddisfare sia l'esigenza di coloro che vogliono viaggiare in nave, sia quella di chi vuole viaggiare in aereo, e non guardando il dato assoluto, questo più 3%, sì, siamo in un'area positiva. Quello che ci dobbiamo chiedere è come fare a crescere, magari proprio in quel rapporto 1 a 5 che abbiamo con le Baleari, perché un turista fidelizzato con le Baleari dovrebbe immaginare di venire qua almeno per provare una volta, soprattutto durante l'inverno. Andiamo sull'ultimo, purtroppo non c'è più tempo per i dati SIRED, però sono gli stessi pubblicati la scorsa volta per chi già c'era, li trovate sul sito della Regione, poi in accordo con il dottor Murru, qualsiasi domanda, avete le nostre mail, non ci fermiamo, continueremo ad elaborare questi dati puntualmente, magari una volta al mese creiamo un appuntamento virtuale in cui li condividiamo, siamo sempre disponibili. L'importante è che iniziate ad apprezzare lo strumento e a farlo vostro. Arriviamo all'ultimo, questo nei confronti con le Baleari, guardate qua. Arriva aeroporti in Sardegna e arriva alle Baleari. Guardate, il Regno Unito e Germania, che dovrebbero essere i nostri best. Sono questi i numeri che fanno il confronto. È qua che dovremmo dire possiamo crescere, ci impegniamo per farlo. Quindi non ragioniamo sul più 3% negli ultimi 13 anni nel sistema o su questi grandi numeri che hanno riguardato Olbia e Cagliari. Guardiamo sempre qualcuno che fa meglio di noi, non lo viviamo con ansia, però lo viviamo in modo positivo, cerchiamo di crescere. Vi lascio con le conclusioni di sempre. I dati ci devono aiutare ad avere una visione oggettiva della realtà, cercando anche di perdere, anche con questo spirito che nasceva il call to action, cerchiamo di perdere quell'approccio semplicistico, molto personale. Tutti dicono che non ci sono voli, quindi non ci sono voli. Lo abbiamo smentito con i dati. Tutti dicono che stiamo crescendo tantissimo, in realtà abbiamo visto che cresciamo, ma possiamo fare molto, molto di più. Tutti dicono che sì, basta la stagione, possiamo lavorare per 4 mesi. Non è vero, ci sono tante altre realtà che dimostrano di essere performanti anche in inverno, noi siamo raggiungibili, chiediamoci che cosa possiamo fare per costruire questo prodotto. Noi sulla spin-off stiamo provando, ripeto, con quei canali, con i colleghi americani, proviamo a definire qualche modello per riuscire a penetrare sui grandi canali distributivi. Troviamo molta resistenza. I modelli non sono fatti per la ricerca, ma sono fatti per l'applicazione, quindi vuol dire che finché gli operatori non entrano nella logica di contribuire al prodotto, difficilmente ne potremo mettere qualcosa a scaffale. I nostri dati, per qualsiasi cosa ci siamo. Grazie.